Buonasera e ben ritrovati a una nuova edizione del notiziario di prealpina.it. Sono in corso in questo momento nelle acque dell'Olona a Legnano le ricerche di una donna di 47 anni. Si ipotizza possa essere finita nel fiume. L'allarme è scattato quando è stata trovata la sua auto a Castellanza, vicino alla riva. Sono al lavoro i vigili del fuoco di Legnano e i colleghi del distaccamento di Busto Arsizio Gallarate. Stanno utilizzando anche l'elicottero per monitorare dall'alto il corso d'acqua e capire se la donna sia stata trascinata dalla corrente. Viabilità. È stata riaperta la ex provinciale 61 tra Porto Ceresio e Brusimpiano, tratto che era stato chiuso per motivi di sicurezza su disposizione dell'ANAS a causa di una frana dovuta alle piogge di ieri. Erano caduti un tronco e diversi sassi che avevano occupato la carreggiata. Oggi, dopo una mattina di disagi per la viabilità della zona, compiute le operazioni di pulizia e messa in sicurezza, la direttrice di collegamento è stata riaperta al traffico. Riaperta anche in mattinata la provinciale 62 nel tratto fra La Rasa e Brinzio, che era stato chiuso precauzionalmente in previsione della preannunciata ondata di maltempo. Spostiamoci in Val Grande. Se n'è andato a 74 anni, in seguito a un malore, Fernando Danini. Guida alpina, era conosciuto da tutti come il maggiore esperto dell'area selvaggia più vasta d'Italia e ne era la memoria storica. Si è sentito male sabato pomeriggio mentre si trovava nella sua baita all'Alpe Ompio. Immediato il trasferimento all'ospedale Castelli di Verbania, dove è morto domenica. Le esequie sono previste domani pomeriggio alle 15 nella chiesa di Bieno. Capitolo elezioni. A Gallarate e Busto Arsizio il nuovo mandato amministrativo riparte nel segno della continuità con la rielezione al primo turno degli uscenti Andrea Cassani ed Emanuele Antonelli, entrambi sindaci sostenuti dal centrodestra. Mentre a Varese bisognerà aspettare altri 15 giorni prima di avere il sindaco. L'uscente Davide Galimberti, centro-sinistra, e lo sfidante Matteo Bianchi, centro-destra, che hanno rispettivamente il 48 e il 45%, si sfideranno al ballottaggio. Netta l'affermazione di Cassani con il 53% e di Antonelli con il 55%. Domani, in edicola con il giornale, ci sarà un inserto di 8 pagine con tutti i voti dei candidati in lista Varese, Busto e Gallarate e le pagelle dei protagonisti. Intanto sul sito elezioni.prealpina.it troverete tutti i dati dei 51 comuni della provincia di Varese, dell'Alto Milanese e della provincia di Verbano, Cusio Ossola, andati al voto per il rinnovo amministrativo. Chiudiamo con lo sport. Si è svolta oggi sotto una pioggia battente l'edizione numero 100 della Tre Valli Varesine. La classica del ciclismo è stata vinta da Alessandro De Marchi, della Startup in Nation. Tutto si è deciso negli ultimi chilometri, quando il gruppetto all'attacco, che era composto dagli italiani De Marchi, Rota e Formolo, dal portoghese Oliveira, dal danese Kron e dal francese Paré-Paintre, si è frazionato sotto i ripetuti attacchi dei singoli. In viale Sacco c'è stata la volata a 2 con De Marchi che ha vinto a braccia alzate. Per il momento è tutto, un augurio di serena serata e arrivederci all'edizione delle 13 di domani del notiziario di prealpina.it.